Inizia oggi l'avventura della Castrum Favara, la nuova squadra che milita nel campionato di Serie D, che è una prosecuzione della Pro Favara. Nello stadio Bruncoleri proprio della città chiaramontana oggi il primo raduno dei convocati, di quelli che sia il direttore sportivo Tino Longo che soprattutto il nuovo mister Invandino hanno voluto far parte della formazione. Oggi dicevamo il primo incontro, la prima conoscenza e la prima sgambettata, il primo allenamento che darà corso durante l'estate a quella che sarà la preparazione in vista prima della Coppa Italia e poi del campionato. I vecchi giocatori, pochi per la realtà che si trovavano per la Pro Favara, e tutti i nuovi acquisti del Castrum Favara adesso sono pronti per iniziare questo percorso. Anche qualche tifoso ha voluto assistere a questa prima uscita da parte della Castrum Favara, che sicuramente avrà modo di farsi conoscere, ma sentiamo subito le prime impressioni. Ma è una squadra che abbiamo pensato e grazie alla società abbiamo realizzato. Giocatori che conosciamo, un giocatore funzionale a una mia idea, un gioco aggressivo, un gioco che molti giocatori non devono essere in monopasso, sono tutti giocatori che amano la velocità, l'aggressività e credo che sarà una squadra che darà tutto quello che ha nelle proprie qualità e nelle proprie forze. Certo, è un po' presto dire quale sarà il percorso, ma sicuramente possiamo dire qual è l'intenzione della squadra e della società. Ma l'intenzione è quella di fare sempre meglio. Io credo che l'obiettivo è la salvezza, perché è il primo anno che facciamo questo campionato, è un campionato difficile con 12 derby, con squadre calabre, campane di un certo livello, però io dico sempre che non dobbiamo mai togliere l'ambizione, dobbiamo avere sempre una positività dentro e io credo che i limiti si superano con il lavoro quotidiano, con credere in quello che si fa e credere che abbiamo delle qualità che possiamo fare bella figura in questo campionato. Qual è stato il primo impatto con i suoi uomini? Ma è positivo, li conosco quasi tutti e questo devo ringraziare la società al direttore, che hanno fatto di tutto per cercare di centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati. Adesso tocca a me e faremo di tutto con il lavoro, con la serietà, con l'applicazione di dare soddisfazione alle persone che ci hanno scelto e soprattutto alla gente che ci verrà a vedere. Un mese di tempo per acquistare una forma. Certo, siamo in agosto, però è questo il periodo. Ma conosco queste persone, conosco questi giocatori e già ho visto che sono professionisti, hanno già una bella gamba, sicuramente dobbiamo lavorare sotto l'aspetto tecnico, tattico e un po' di richiamo sotto l'aspetto fisico, però credo che ho molta fiducia in questi uomini. La Castrum Favara, lo sappiamo, insomma, è la continuazione della Pro Favara. Ci sono 2 o 3 pilastri che sono rimasti, abbiamo sentito anche Tommaso Scuffia, insomma, dalla sua altezza non solo fisica. Ma non solo loro due, ci sono dei ragazzi che l'anno scorso partecipavano come Camilleri, come Limplici, ci sono dei ragazzi che si faranno rispettare anche in questo campionato, avranno il proprio spazio e credo che tutti assieme possiamo fare un grande lavoro, ne sono convinto e ne sono certo. E poi insomma anche alcuni tifosi sono venuti qua per darvi il benvenuto e per augurarvi buon lavoro. Ma come ho detto ai tuoi colleghi, io credo che una condivisione, se abbiamo tutti lo stesso spirito, se abbiamo tutto lo stesso obiettivo, credo che si possono fare, tutti assieme possiamo fare un grande lavoro. Una squadra fatta di tanti giovani, con delle pedine di esperienza, un allenatore importante e non ci fissiamo limiti, noi vogliamo fare un campionato dignitoso, il primo obiettivo è la salvezza.
Un campionato che sicuramente dà lustro alla città e dobbiamo dirlo anche con grande orgoglio è la prosecuzione della Pro Favara. Ma certo, quello che ha fatto la società è da ammirare, perché in un modo o nell'altro è riuscita a portare la Serie D in questa città e ce lo meritavamo sul campo perché abbiamo dimostrato che eravamo forti. Non abbiamo nemmeno perso la semifinale, abbiamo pareggiato per una situazione che ancora oggi in eccellenza è assurda. È cambiato pure in Champions League, nei campionati italiani, e qui ancora c'è il doppio pareggio, insomma, il gol del pareggio che effettivamente non ha avuto senso, quindi ce lo meritavamo. Abbiamo una squadra praticamente ex novo. I ragazzi si conosceranno e sicuramente... Intanto sono ragazzi che si conoscono tra di loro, perché se andiamo a fare l'esempio della difesa, Vaccaro, Cannino e Mirabelli sono giocatori che hanno giocato spesso insieme. Vaccaro e Mirabelli l'anno scorso hanno fatto bene ad Acireale, discutiamo, hanno fatto i playoff. Cannino non lo stiamo qua a raccontare, difesa, insomma, ragazzi che ormai in questo campionato si conoscono e infatti c'è molta armonia nello spogliatoio. Abbiamo riconfermato Scuffia, abbiamo riconfermato La Piana, tanti ragazzini che ci crediamo, perché puntiamo molto quest'anno sui ragazzi di Favara, sugli under, e poi qualche ragazzo che si può mettere in evidenza tra quelli che stanno venendo nuovi, under, ci può dare una mano. Certo, è il primo incontro con i nuovi compagni, il primo assaggio del terreno di gioco. Che te ne è parso? No, vabbè, alla fine più o meno ci conosciamo quasi tutti, poi non abbiamo chi giocato insieme e chi giocato contro, quindi ci conosciamo. No, è una buona squadra. Oggi come primo giorno è normale che ci sia anche un po' di stanchezza, però penso che quest'anno potremo divertirci. Che percorso sarà secondo te quello della Castrum Favara? Ma per prima cosa deve essere un percorso verso la salvezza, per mantenere la Serie D, poi tutto quello che viene è un qualcosa di più, poi vedremo durante l'anno quello che accadrà. E poi insomma già i tifosi sono venuti subito a salutarvi. Sì, certo, quello è una cosa che a noi ci fa piacere, è anche una marcia in più, perché comunque sappiamo noi che siamo qui dall'anno scorso che vengono sempre in qualsiasi posto e ci daranno una grossa mano durante tutto l'anno. Hai avuto già modo di vedere le altre squadre, insomma la formazione della Serie D? Che campionato sarà secondo te? Giustamente dobbiamo aspettare per capire se metteranno qualche campana nel nostro girone, però più o meno le siciliane e le calabresi sappiamo come si stanno comportando sul mercato, sappiamo che Siracusa e Reggina stanno facendo delle buone squadre, il Licata anche, dobbiamo solo, come ho detto prima, aspettare le napoletane, perché comunque anche le napoletane si sono attrezzate per poter fare un buon campionato. Tommy sarà il capitano? Così, hanno deciso così, la società ha deciso, penso che sia d'accordo anche il mister, mi fa piacere, sfrutteremo questa cosa, io sono orgoglioso di essere il capitano quest'anno.